Amici di Scratch, oggi grande puntata dedicata solo ed esclusivamente ai grandi eventi di questa settimana. Non abbiamo studio, con le immagini grazie alla WEC siamo a Hertogenbosch Rosmalen, Olanda, per i campionati europei di ciclocross. Questa è la sintesi della gara Donne Elite, dove abbiamo la nostra Alice Maria Arzuffi assieme a Rebecca Gariboldi. Percorso molto veloce quello di Hertogenbosch. Ricordiamo, il prossimo anno i campionati europei si terranno in Veneto, per la precisione a Silvelle di Trebaseleghe in provincia di Padova, quindi importante per noi come ogni anno seguire questo primo appuntamento stagionale della stagione, diciamo, del ciclocross. Pronti via, gara durissima, 3 olandesi davanti con Anne-Marie Worst, Marianne Vos, Denise Betsema e 3 belghe, la campionessa del mondo Sanne Kant, Ellen Valloi e Loes Sels. L'Arzuffi, dopo una partenza un po' nelle ritrovie, riuscirà a recuperare posizioni attestandosi attorno alla 7ª posizione. È un po' un gioco di squadra, ma neanche tanto, perché insomma le olandesi ci tengono a ben figurare in casa, quindi nei tratti veloci si davano il cambio, ma vedremo poi che in quanto agli attacchi non si guarderanno sicuramente in faccia, quindi conta moltissimo anche la strategia di squadra di club in questo caso, con vediamo davanti Anne-Marie Worst, quindi Denise Betsema, Marianne Vos in terza posizione. In quarta ruota la campionessa mondiale Sanne Kant, che quest'anno è partita un po' più lenta rispetto agli anni scorsi, non ha ancora brillato. Diciamo che Worst con Vos sicuramente sono le due atlete da temere per questo campionato europeo, per questo percorso molto veloce. Ricordiamo in gara anche la giovanissima al primo anno Rebecca Gariboldi, che concluderà poi in 17ª posizione. Tra le under 23 il successo della dominicana, però di passaporto olandese, Céline del Carmen Alvarado, che appunto ha vinto questo titolo europeo. 7ª posizione per Sara Casasola, 13ª per Francesca Baroni, 18ª il primo anno per la junior Gaia Realini, 26º posto per Silvia Persico. Attacca Anne-Marie Worst, dietro non ci stanno né Marianne Vos né la Betsema. Qui siamo all'ultimo dei giri, quindi al suono della campana, una media altissima per le donne elite, quasi 23 all'ora di media, e vediamo dietro che non c'è assolutamente gioco di squadra nazionale, perché tira la Betsema con a ruota Marianne Vos, con Sanne Kant che fatica. In questo momento si staccano sia Ellen Valloi che Loes Sels. Ricordiamo che la Alice Maria Arzuffi ha recuperato posizioni fino alla 7ª posizione, non riuscirà però ad agganciare né Loes Sels né Ellen Van Looy. Scatti e controscatti dietro per cercare di prendere Anne-Marie Worst, che comunque sigla questa ottima prima parte della stagione andando a vincere il titolo europeo. Quindi Anne-Marie Worst vince con 2 secondi perché è volata dietro su Marianne Vos. Terza Denise Betsema, quindi podio tutto orange. Quarto posto per Sanne Kant, quinto per Ellen Van Looy, sesto Loes Sels, settimo posto per Alice Maria Arzuffi, 17º per Rebecca Gariboldi. Questa appunto la sintesi. Abbiamo ricordato anche il 7º posto di Alice Maria Arzuffi, le under 23, quindi buona la prestazione delle nostre giovanissime portacolori azzurre. Eccole qua le prime 10, 8ª posizione per Bramayer, quindi Ellen Wyman. Laura Verdonschott chiude in 10ª posizione. E con le immagini, che ringraziamo nuovamente la WEC, andiamo con il podio, con Anne-Marie Worst baciata appunto e con la maglia classica del campionato europeo, podio tutto orange. La partenza della gara più attesa, quella degli elite, e il duello tra Mathieu van der Poel, campione uscente, e il campione del mondo Wout van Aert. Insomma, si sa che ormai la lotta è tra loro due. Quando decidono di lasciare spazio a qualcun altro, c'è sempre Toon Aerts che sta andando molto bene in questo periodo. Partenza molto veloce, vediamo Lars van der Aert davanti con Wout van Aert.
nel gruppo anche il nostro Joele Bertolini, lo vediamo con la maglia azzurra. Wout van Aert che cerca di accelerare già in questo tratto di sabbia con Lars van der Haar, vediamo Tim Merlier, vediamo in quinta posizione, eccolo qua, Mathieu van der Poel, vediamo anche Joele Bertolini, molto buona, 30esimo di Emanuele Uez e 46esimo di Verre. Una medaglia l'abbiamo conquistata nei Master con il secondo posto, l'argento di Massimo Folcarelli tra i Master 45, tanti buoni piazzamenti, Simone Cusin quinto tra i Master 35, Michele Feltre quarto tra i Master 60, Marco Valentini 14esimo tra i Master 60 e Gianfranco Mariuzzo settimo tra i Master 50, quindi era anche ben nutrita la delegazione italiana per quanto riguarda i Master che hanno gareggiato il sabato. Vediamo la lotta appunto tra i due giganti del ciclocross internazionale con Mathieu van der Poel che all'ultimo giro ha staccato già di una manciata di secondi Wout van Aert, quindi van der Poel che cerca la riconferma in casa, praticamente era il primo degli appuntamenti che aveva cerchiato nel calendario. Van Aert in seconda posizione, all'inseguimento Loren Schweck con Michael Van Turenhout, pezzo di sabbia, è già buono e ampio il margine di Mathieu van der Poel, quindi in questo momento, in questa prima parte di stagione non c'è storia nella lotta tra i due. Papà Hendry sta appunto guardando l'ennesimo successo, osservando l'ennesimo successo di Mathieu che va a riconfermarsi campione europeo degli elite con una media stratosferica 26,07 di media. Mathieu van der Poel, nuovo campione europeo elite ciclocross 2018. Eccolo qui, Van der Poel chiude in seconda posizione, Wout van Aert a 14 secondi, quindi Loren Schweck in terza posizione a 18 secondi, Michael Van Turenhout in quarta, in quinta Ton Hertz, 18esimo Joele Bertolini. Dagli europei è tutto, passiamo la linea al trofeo Triveneto di ciclocross con la giornata del 1° di novembre dedicata totalmente al Memorial Tabotta a Buia. Il trofeo Triveneto di ciclocross ha aperto con la classica di Buia, il Memorial Jonathan Tabotta. Ricordiamo quest'anno il trofeo Triveneto sarà completamente staccato dal Mastercross, quindi prima tappa in programma, questa in Friuli Venezia Giulia. Una giornata davvero ciclocross con la sintesi, la partenza degli esordienti al secondo anno e delle donne esordienti. Un bel percorso sempre al Mondibuia, migliorato rispetto agli anni precedenti. Ovviamente la grande pioggia, il grande fango l'ha reso veramente durissimo, al limite nella guida, nelle contropendenze, molti tratti da fare a piedi, quindi veramente un vero ciclocross. E vedete appunto la pioggia che cade copiosa. Tra gli uomini Tommaso Cafueri parte molto forte, una lotta invece a due per quanto riguarda le donne esordienti con Veronica Grisotto e Gaia Santin. In terza posizione Giorgia Mengotti, quindi a seguire l'inseguimento Matilde Turina e Esther Luna Gazzola. Questi sono appunto le prime
5 per quanto riguarda le ragazze esordienti. Dicevamo, trofeo Triveneto che è aperto con il Memorial Jonathan Tabotta. Vediamo ora Tommaso Caffueri, portacolore dell'acido lattico team, in prima posizione. Una giornata che assegnava anche i titoli friulani per quanto riguarda appunto la specialità invernale del ciclocross. Dietro Elia Mares con Ettore Pra, quindi attenzione alla lotta anche per la seconda e la terza posizione tra il portacolori della Sorgente Pradipozzo e quello dell'Hellas Monteforte. Sarà una bella lotta fino alla fine tra questi due atleti, un percorso, quello di Buia, che negli anni si è riportato appunto al Mondi Buia, dove, lo ricordiamo, si sono corse anche tappe del Giro d'Italia di ciclocross e quindi gare anche internazionali. Eccola qui la vittoria per quanto riguarda gli esordienti di Tommaso Caffueri, che vince anche il titolo friulano su Elia Mares. In terza posizione Ettore Pra, in quarta Mattia Settin, quindi Alan Flocco, da Parè, Bassi, Paccagnella, Lunardon e Zanolini. Attendiamo le donne per vedere se sarà appunto vittoria per il team Villiers Breganze, con Veronica Grisotto, eccola qua, grintosissima, che vince tra le ragazze su Gaia Santin, Giorgia Mengotti, Matilde Turina, Esther Luna Gazzola in quinta posizione. Continua a piovere e tra l'altro giornata anche abbastanza fredda, con una leggera nebbia che ogni tanto arrivava un po' a rendere tetro questo primo novembre. I podi, eccolo qua, con Veronica Grisotto e invece Tommaso Caffueri per quanto riguarda i ragazzi esordienti. Ricordiamo esordienti al secondo anno, in quanto gli esordienti al primo anno, sia maschi che femmine, concorrono in questo momento nella promozionale giovanissimi. Alta gara in programma, quella dedicata agli allievi primo e secondo anno, le donne allieve. Qui ci sono veramente tanti numeri, nonostante la giornata un po' difficile dal punto di vista atmosferico, e soprattutto voglio sottolineare anche la difficoltà per alcuni atleti ad arrivare proprio in zona partenza per via appunto dell'allerta meteo, di quello che è successo, lo ricordiamo, anche nelle Dolomiti bellunesi. Siamo veramente vicini a tutti i territori che sono stati colpiti da questa veramente tragedia. Molti sono anche i nostri amici, perché abbiamo raccontato gare di mountain bike in zone splendide che ora sono completamente rovinate dal maltempo. E ovviamente anche per quanto riguarda la gara di Buia, molti atleti sono appunto rimasti a casa perché non sono riusciti ad arrivare appunto nella cittadina friulana. Per quanto riguarda gli allievi al secondo anno, davanti abbiamo Brian Olivo con già un buon margine di vantaggio nei confronti di Fabrizio Perin, che vediamo in questo momento, mentre la lotta per la terza posizione con Lorenzo Trabacchin, il portacolore della Libertas di Scorzè. Eccolo qua ancora Brian Olivo, che non ha ancora vinto in questo inizio anno, ma che sta crescendo settimana dopo settimana. In seconda posizione Fabrizio Perin, il portacolori della Sportiva Sanfiorese, mentre Lorenzo Trabacchin, eccolo qua, in terza posizione, deve assolutamente guardarsi le spalle dal compagno di colori Edoardo Tagliapietra, che sta rinvenendo in maniera molto veemente. Sorgente Pradipozzo, vediamo con la caduta di Stefano Benedetto sulle tavole. È veramente difficile affrontare le tavole in queste condizioni di mud, di fango, con invece il primo anno Andrea Dallago che deve vedersi dai due gemelli Gaglio, Alessandro Gaglio e Filippo Gaglio, portacolori della Fox Team, la nuova squadra. Eccola qua, li vediamo arrivare tutti vestiti di nero e giallo, la nuova squadra di Iari Cisotto e Pietro Lucatello, che vi ricordo organizzeranno la tappa del trofeo Triveneto in quel di Tezze sul Brenta fra 2 settimane. Eccoli qua, e vediamo appunto i due gemelli Gaglio, Alessandro, in questo momento davanti a Filippo. Seguono Lorenzo Rossi, abbiamo visto anche Edoardo Bolzan. Tra le donne la Papo già davanti, campionessa d'Italia Alice Papo, che corre praticamente in casa. Dietro vediamo Lucia Bramati con Elisa Rubio
Rumac con Elisa Viezzi e Romina Costantini, quindi le donne sono molto vicine e c'è una bella lotta per quanto riguarda appunto le posizioni di rincalzo dietro a una scatenatissima Alice Papo. Eccolo qua ancora cadeau per Brian Olivo con un margine di quasi 1 minuto e mezzo di vantaggio nei confronti di Fabrizio Perin. Brian Olivo allievo al secondo anno, anche per lui ovviamente la lotta per quanto riguarda il titolo friulano del ciclocross. In terza posizione ancora Trabacchin con dietro Tagliapietra all'inseguimento. Eccolo qua Brian Olivo che spinge benissimo sul fango, bella guida anche per Fabrizio Perin. Continua a piovere copiosamente in questo primo novembre, ricordiamo questa gara ha anticipato poi la trasferta anche per le categorie internazionali impegnate nei campionati europei, con Trabacchin che ha perso la terza posizione a favore del compagno di colori Tagliapietra. E bellissima l'immagine anche di Alice Papo, campionessa italiana che si trova molto a suo agio su questo percorso, si allena benissimo e molto spesso qui a Mont di Buia. In seconda posizione la portacolori della James Bike Elisa Rumac, quindi le vediamo le due portacolori del Valvasone, Elisa Viezzi e Romina Costantini con Lucia Bramati, quindi sono veramente vicinissime tutte. Un fazzoletto per quanto riguarda appunto il podio finale. La vittoria l'abbiamo vista di Brian Olivo, in seconda posizione a 1 minuto e 37 Fabrizio Perin, quindi in terza Edoardo Tagliapietra, in quarta Enrico Baruzzol, quindi in quinta Lorenzo Trabacchin. Eccolo qua Trabacchin. Mentre per quanto riguarda gli allievi al primo anno, bel successo del bolzanino Andrea Dallago sui gemelli Gaglio, Alessandro Gaglio eccolo qua in seconda posizione, in terza Filippo Gaglio, quindi Lorenzo Rossi, Mattia Ferretto, Di Gaspero e Bolzano. Questi sono i primi 7. Attendiamo anche l'arrivo della vincitrice appunto e campionessa italiana Alice Papo. Eccola qua, contentissima Alice Papo per questa vittoria in casa, è abbracciata anche dal papà, tra l'altro organizzatore di questo memorial, Jonathan Tabota. Alice Papo con 23 secondi di vantaggio su Elisa Rumac. In terza posizione arriva Elisa Viezzi, quindi Romina Costantini e Lucia Bramati. Segue Chiara Martina Borghese, Vittoria Micheletto, Lisa Canciani e Beatrice Fontana. Queste sono le donne allieve. Con l'arrivo di Lucia Bramati attendiamo ora i podi anche per quanto riguarda gli allievi, che vi ricordo ad ogni gara crescono sempre di più. Vedremo poi a Schio appunto toccati le 110 unità per quanto riguarda primo e secondo anno al maschile, le 30 unità per quanto riguarda le donne. Quindi veramente il futuro del ciclocross è molto molto vivo. Con il bel sorriso di Dallago e il sorriso precedente di Brian Olivo attendiamo anche la premiazione di Alice Papo. Eccola qui con Rumac e Viezzi. Queste sono le donne allieve. Diamo lo spazio ora alle categorie internazionali, vale a dire, anzi scusate, per quanto riguarda il Trofeo Triveneto, prima delle categorie internazionali arriva le fascia 2 e fascia 3, che vi ricordo per tutte le gare regionali del Trofeo Triveneto correranno staccati dagli altri master, mentre le donne master correranno con le donne open e gli amatori della fascia 1 correranno con gli elite. Quindi fascia 2 e fascia 3, sperando nel proseguo di vedere un numero un po' più nutrito, ma ahimè le concomitanze con gli altri enti un po' la fanno da padrone per quanto riguarda i master. Vedono in questo momento il monopolio di Sergio Giuseppin, veramente un ritmo completamente diverso dagli altri per quanto riguarda la fascia 2. All'inseguimento Flavio Zoppas, che dopo parecchie sortite in Axi è tornato al Trofeo Triveneto di ciclocross, ma ricordiamo che ci sono 5 anni di differenza fra Zoppas e Giuseppin. In terza posizione assoluta, eccolo qua il primo della fascia 3, vale a dire Giuseppe Dal Grande, che paga 8 anni di differenza ovviamente con Sergio Giuseppin, ma è il primo della fascia 3. All'inseguimento dietro Dal Grande abbiamo
Santeschiro e Severino dalla Libera, mentre per quanto riguarda la fascia 2 Loris Tomat è in questo momento in terza posizione. Un cadeau anche ai nostri amici della Slovenia con Bojan Loknar, Slovenia che sarà impegnata sotto Natale con l'organizzazione del primo ciclocross che entra nel Trofeo Triveneto, vale a dire quello di Nova Gorica. Un percorso veramente bellissimo, è già stato visionato e quindi vi aspettiamo assolutamente tutti oltre confine. Siamo praticamente a 5 km da Gorizia, quindi è veramente vicinissimo anche per tutti gli atleti che normalmente seguono il Trofeo Triveneto di ciclocross. Ancora abbiamo visto Giuseppe Dal Grande lì davanti, questo invece è Loris Tomat in terza posizione per quanto riguarda la fascia 2 Master, questo invece Santeschiro in seconda posizione per i Master della fascia 3. Tra l'altro in questo weekend sono state consegnate anche le maglie del Mastercross LSMP ai Master, in quanto è prevista anche la vestizione delle maglie nella seconda tappa di Brugherio per le categorie amatoriali, quindi in questi giorni sono state consegnate anche le maglie che non erano state consegnate a Class. Vittoria di Sergio Giuseppin per gli amatori della fascia 2, in seconda posizione Flavio Zoppas a 1 minuto e 43, faticato Flavio Zoppas, in terza Loris Tomat, quindi Lucio Rec e Bojan Loknar, Luca Bellomo in sesta, mentre attendiamo per quanto riguarda gli amatori della fascia 3 il bellissimo successo consecutivo, non ne ha persa una fino adesso, di Giuseppe Dal Grande. Fascia 3 dominata da Dal Grande fino adesso, con Santeschiro in seconda posizione al minuto e 16, in terza Severino della Libera, quindi Marco Sponga, Vito Petrucco, Massimo Delgato e Giuliano Brancati in settima posizione. Eccoli qua, tanto continua ancora a piovere al Memorial Jonathan Tabota, con i podi bagnati e infangati degli amatori della fascia 2 Sergio Giuseppin, e mentre per quanto riguarda la fascia 3 Giuseppe Dal Grande. Continua a piovere, a diluviare, veramente fango liquidissimo, partenza delle categorie internazionali. Attenzione perché qui abbiamo anche molti dei protagonisti poi della selezione azzurra per quanto riguarda la nazionale dei campionati europei che abbiamo appena appunto commentato, con Davide Toneati che è sicuramente l'atleta più in forma per quanto riguarda gli juniores in questo momento, donne con Sara Casasola che corre in casa assieme ovviamente all'atleta di casa Asia Zontone. Donne master solo 3, peccato, ma ricordiamo appunto che le concomitanze non aiutano con l'Axi. Speriamo nel proseguo di avere appunto un numero più numeroso per quanto riguarda anche le donne master. Pronti via, parte fortissimo, l'abbiamo visto appunto gli atleti partono forti gli atleti della James Bike Team di Buia. Attenzione sia a Tommaso Bergagna che anche agli vari appunto Davide Toneati, l'abbiamo già detto, mentre per quanto riguarda le donne Sara Casasola deve vedersi da una Alessia Bulleri che non è partita benissimo in questo inizio stagione, ma che sta ingranando settimana dopo settimana, quindi una Bulleri che appunto sta crescendo bene, così come Elis Simeoni che dopo la giornata no a Lignano oggi fa gara a sé per quanto riguarda le donne master. Toneati, eccolo qua, lì davanti già con un buon margine di vantaggio, lo vediamo sul secondo che è Tommaso Bergagna, portacolori della James Bike Team di Buia. Anche Toneati fino allo scorso anno appunto vestiva i colori della società organizzatrice. In terza posizione il vicentino Davide De Pretto, quindi un po' più indietro li vediamo sia Cassol che Simone Pederiva. Attenzione anche a Manuel Capra, sono in tanti appunto che se la possono giocare, anche Giovanni Meneghini in questo frangente di corsa. Attenzione anche a Kevin Pezzo Rosola. Intanto il grande ringraziamento per il lavoro enorme delle persone che stanno ai box, specialmente in queste giornate veramente invernali, con Sara Casasola in prima posizione, in seconda la vediamo Alessia Bulleri per quanto riguarda appunto le donne open, vale a dire le donne elite e donne under 23, quindi Elis Simeoni che ha già preso anche Giovanna Micheletto che in questo momento è la terza delle donne open, mentre ricordiamo Simeoni nettamente al comando per quanto riguarda le donne master. Donne junior con la bella lotta tra Patrizia Critelli e Asia Zontone che ovviamente corre in casa in quanto
anche lei è figlia di Marco, uno dei membri principali della James Bike Team di Buia. Vediamo ancora Davide Toneati con dietro Tommaso Bergagna, Manuel Capra che si sta avvicinando a Bergagna, quindi bella lotta per quanto riguarda la seconda e la terza posizione, mentre dietro un po' più staccati abbiamo Daniel Cassol, lo vediamo con Davide De Pretto e Kevin Pezzo Rosola, quindi gruppetti già abbastanza delineati in questa fase della corsa. Ovviamente il percorso vede un fango molto molto liquido, molti tratti da fare anche a piedi, lo vediamo, mentre la fatica, eccola qua, di Asia Zontone che vuole dare il massimo in casa. Davanti alla Zontone però, lo ricordiamo, c'è la bolzanina Patrizia Critelli che ha fatto una gara veramente eccezionale, mentre Bulleri è ancora in seconda posizione per quanto riguarda le donne Open, ed ecco l'arrivo vincente di Davide Toneatti di P66, vittoria con 1 minuto di vantaggio su Tommaso Bergagna in seconda posizione, quindi in terza lo aspettiamo Manuel Capra, in quarta Daniel Cassol, in quinta Kevin Pezzo Rosola, in sesta Davide De Pretto, in settima Simone Pederiva, in ottava Luca Dallago, quindi Giovanni Meneghin e Cristian Calligaro chiudono i primi 10 atleti al via. Anche qui veniva assegnato il campionato friulano che è stato vinto da Tommaso Bergagna, anzi no scusate, da Davide Toneatti, perché quest'anno di P66 ovviamente squadra di Pontoni è affiliata in Friuli. Sara Casasola, anche lei campionessa friulana in carica, vince anche la gara assoluta con la seconda posizione di Alessa Bulleri e la terza di Giovanna Micheletto che attendiamo all'arrivo, eccola qua. Tra le donne junior invece dominio con più di 3 minuti di vantaggio della bolzanina, un po' sorpresa Patrizia Critelli che va a vincere team Zanolini Bike, eccola qua, su Asia Zontone che attendiamo all'arrivo e vediamo veramente arrivare sfinita all'arrivo, infatti proprio cade addirittura dalla bici con un piccolo malore per lei, niente di grave per chi ci sta seguendo da casa, verrà prontamente appunto rialzata, e ovviamente anche il primo freddo, la prima pioggia stagionale appunto hanno un po' contraddistinto questa gara. Attendiamo l'arrivo e la vittoria di Elis Simeoni, eccola qua, dominio netto il suo tra le donne master, con Tamara Rucco in seconda posizione e Lucia Pizzolotto in terza. Eccoli qua i podi con Davide Toneatti pronto per partire appunto per gli europei, abbiamo visto poi un piazzamento per lui. Sara Casasola ottima settima poi al campionato europeo per quanto riguarda le donne Open, mentre abbiamo visto appunto poi Patrizia Critelli e El Simeoni per quanto riguarda le altre due categorie. Ultima gara in programma, vale a dire gli Open al maschile e la fascia 1 con Marco Ponta, con Pippo Fontana al debutto stagionale, attenzione anche a Federico Ciolin, Leonardo Cover, quindi una bella lotta per quanto riguarda appunto gli atleti al via. Fascia 1 anche qui non molto numerosa, sono una quindicina di atleti, ma vi ricordo appunto che le gare in concomitanza, specialmente tra i master, hanno un po' creano un po' appunto di scompensi per quanto riguarda le liste di partenza. Intanto davanti Ciolin con Pippo Fontana e Marco Ponta. Marco Ponta rinasce veramente ogni anno in questa gara dedicata a Jonathan Tabota, lui che corre veramente con il cuore in questo percorso. Intanto Leonardo Cover in quarta posizione, vediamo anche Rudy Molinari in quinta, via via poi tutti gli altri con la lotta per quanto riguarda i master tra Carmine Del Riccio e Denis Vogrig. Ecco qua Vogrig davanti a Del Riccio, quindi andremo a vedere cosa succederà anche per quanto riguarda gli amatori della fascia 1. Ricordiamo, visto che tanti ce l'hanno chiesto, per tutte le gare del Trofeo Triveneto, che sono gare regionali, gli amatori della fascia 1 corrono assieme agli elite, le donne master corrono assieme alle donne open e gli amatori della fascia 2 e fascia 3 correranno in una gara separata. Questo anche per la gara di Iari Cisotto al 19 di novembre, che l'anno scorso aveva un po' delle partenze diverse, quindi quest'anno si sono regolamentati con questa tipologia di scaletta. Un saluto anche a Cipriano Gottardi che non manca mai anche quando c'è il fango. Marco Ponte intanto lascia
la comitiva è da solo al comando, corre molto molto bene in questi tratti in contropendenza dove ormai vediamo il percorso completamente rovinato. In seconda posizione Federico Ciolin, che deve vedersi però da un rientrante Filippo Fontana, che dopo una stagione anche molto impegnativa nel mountain bike ha fatto un bel periodo di riposo ed ora è pronto a partire nella nuova categoria degli under 23 per quanto riguarda la stagione di ciclocross. In quarta posizione Leonardo Cover, eccolo qua, con Rudy Molinari in quinta, quindi una bella lotta anche per quanto riguarda i primi 5, mentre Carmine Del Riccio, eccolo qua, al comando con la sua immancabile cuffia antipioggia che mette sempre quando piove. Carmine Del Riccio al comando per quanto riguarda gli amatori della fascia 1. In seconda posizione un atleta che normalmente vediamo nel mountain bike, vale a dire Dennis Vogrig. Ci sono circa 12 anni di differenza tra i due. Un saluto anche a Iari Cisotto, appunto, nuova squadra per lui, Fox Team, la sua nuova squadra. Iari che sarà impegnato con Pietro Lucatello nel gara del trofeo a Tezze sul Brenta. Ancora Marco Ponta lì davanti che va via come un fulmine, fatica, c'è Federico Ciolin, ormai il vantaggio di Ponta è superiore al minuto. In seconda posizione appunto Federico Ciolin, che ha distaccato però nettamente Pippo Fontana, che viaggia adesso in terza posizione, quindi Leonardo Cover ancora in quarta. In quinta, lo ricordiamo, c'è Rudy Molinari, quindi Mauro Caneva e Iari Cisotto in settima. Questi sono i primi 7. Grandissimo lavoro dei box con il cambio bici praticamente ogni mezzo giro. Eccolo qua Filippo Fontana in terza posizione e in questo tratto ricavato appunto al centro nella piana del Mont di Buia. Cambia anche Leonardo Cover, che vediamo preferisce addirittura affrontare a piedi questo tratto. Quindi cambia anche Rudy Molinari, portacolori dell'UCI Caprivesi che sarà impegnata con la quarta tappa del Mastercross SL SMP in quel di Parco Piuma Gorizia. Carmine Del Riccio invece non cambia, ma va via spedito, più di 1 minuto e mezzo di vantaggio nei confronti di Dennis Vogrig, mentre in terza posizione abbiamo Marco Del Missier che precede Fabio Vogrig. Quindi Thomas Felice in quinta. Eccola qua la vittoria di Marco Ponta, dedicata tutta a Jonathan Tabota. Marco Ponta, bel successo per lui. Fun Bike, Cusic Bike. In seconda posizione Federico Ciolin a 1 minuto e 09, mentre Martino Pin lo vediamo arriva praticamente con la bici in spalla. In terza posizione Filippo Fontana, veramente fatica per Pippo, non poteva iniziare in una gara peggiore dal punto di vista atmosferico, ma si sa, questo è il ciclocross. In quarta posizione Leonardo Cover e anche Cipriano Gottardi molto provato. In quinta Rudy Molinari, quindi Mauro Caneva, Iari Cisotto, Alberto Cudiccio, Emanuele Favero e Federico Piccin. Arriva anche Mauro Caneva. Eccolo qui Carmine Del Riccio che vince anche la prima tappa del trofeo Triveneto di ciclocross. In seconda posizione Dennis Vogrig. In terza arriva Marco Del Missiere. Intanto Cipriano Gottardi sta ancora prendendo fiato, ma sta benissimo e lo vediamo perché la sua bellissima età è ancora lì a far fatica. In seconda posizione Dennis Vogrig, in terza Marco Del Missiere, in quarta Flavio Vogrig, in quinta Thomas Felice. Da Buia è tutto, diamo la linea ora a Petrignano in provincia di Assisi, un'altra bella gara targata Christian Bomm e Atlantide Videoservice. Mandi dal Friuli dei Legna Lazzaro. Torna il grande ciclocross in Umbria, torna il Petrignano Cross, giunto quest'anno alla sua 8ª edizione. Organizzata dalla locale Unione Ciclistica Petrignano, quest'anno la corsa è stata valida come terza prova del nuovo circuito umbro-toscano 2Cross e come campionato regionale per le categorie esordienti, allievi, juniores, elite ed under 23 maschili e femminili.
Una giornata dal tempo clemente, finalmente senza pioggia, che ha accolto gli oltre 300 iscritti alla gara, che sono stati suddivisi in 4 batterie in base ai tempi di percorrenza. Percorso di gara in perfette condizioni di tenuta, che ha esaltato le doti di guida dei partecipanti. Le piogge dei giorni passati hanno reso il terreno morbido ma leggermente viscido in curva per la goduria dei tanti ciclocrossisti. Alle 9:30 al via la prima batteria sulla distanza dei 40 minuti di gara, composta dalle categorie Juniores maschile, Open femminile, Master 4, Master 5, Master 6, Master 7, Master Women. Sin dalle prime battute prendono il comando della gara gli juniores marchigiani Gabriele Torcianti della Bici Adventure Team e Gianmarco Garofoli della SC Recanati, che già al primo giro si avvantaggiano sui parietà toscani Cecchi Filippo della Ciclistica San Miniato Santa Croce e Leonardo Miniati della Ziraf Guerciotti Selle Italia. In mezzo i due forti amatori umbri Alberto Laloni, Master 4 dell'Abitacolo Sport, e Marco Gorietti, Master 5 dell'UC Petrignano. Gabriele Torcianti riesce a mantenere la testa fino al traguardo, conquistando un successo di tutto rispetto. Il primo a tagliare il traguardo tra i Master Alberto Laloni, seguito da Marco Gorietti. Tra le ragazze a tagliare il traguardo per prima è Silvia Folloni della categoria Donne Elite, seguita da Letizia Brufani dell'Uciclone, che è la prima delle donne juniores. Prima tra le Master Women 1 Sabrina Di Lorenzo, mentre Sara Mazzorana è la prima dell'Elite Women Sport. Alle 10:30 in griglia le categorie con il tempo di percorrenza di 60 minuti, l'Open maschile, Elite Sport, Master 1, Master 2 e Master 3. La gara regina ha avuto come assoluto protagonista il forte elite romano Stefano Capponi della Pro Bike Riding Team, che già al primo giro ha cominciato a forzare ottenendo un vantaggio che ha poi incrementato nel corso delle tornate successive. Niente hanno potuto i suoi immediati inseguitori, che si sono dovuti dividere le piazze d'onore. Al secondo posto chiude l'Under Mario Gabriele Di Mattia della Bike Pro First Car MTB Team e terzo Luca Ursino della Pro Bike Riding Team. Tra i master in particolare evidenza il portacolori del Bikeland Team di Città di Castello, Matteo Donati, che ha chiuso quinto, ed Emanuele Serrani del pedale aguglianese, che ottiene l'8ª posizione. Alle ore 12 la gara più bella e partecipata di giornata, con oltre 80 iscritti, dove si sono cimentati tantissimi allievi di primo e secondo anno ed esordienti maschi e femmine, che con il loro serpentone colorato hanno dato spettacolo ai tanti spettatori accorsi sul percorso di gara. A menare le danze l'allievo di primo anno Tommaso Ferri della GS Olimpia Valdarnese, che ha avuto la meglio sull'allievo di secondo anno Alessandro Bontempi del Punto Bici Aprilia e su Riccardo Sgarzi della Ceretolese 1969. Tra gli esordienti di rilievo la prova di Tommaso Alberti della Elba Bike Scott e dell'Umbro Samuele Scappini della Nestor Marsciano. Tra le donne allieve a trionfare Eleonora Ciabocco, che ha affrontato gran parte della corsa assieme alla compagna di squadra del team di Federico, Patrizia Parravano. Prima tra le donne esordienti all'arrivo la brava Claudia Cimadon. Il programma di gare si è chiuso infine con la quarta batteria sui 20 minuti di gara, riservata alla categoria Giovanissimi G6 maschi e femmine. Oltre 30 gli iscritti e gara vincente. Tra i maschi in luce Vincenzo Cipriani del Punto Bici Aprilia, che domina la gara davanti a Francesco Bertini della Olimpia Valdarnese, e sul pupillo di casa dell'UC Petrignano Tommaso Francescangeli, già abituato a stare nelle posizioni di vertice. Tra le femmine ancora facile affermazione di Nelia Cabetai del Borgonovo, che addirittura si piazza quarta assoluta di batteria, una vera e propria forza della natura questa giovane toscana. Dietro di lei ancora l'UC Petrignano con Giulia Cozzari, che si sta dimostrando sempre più a suo agio nelle linee strette del ciclocross.
contemporanea con le gare agonistiche, ma in un percorso autonomo, si è svolto lo short track dedicato alle categorie giovanissimi dalla G1 alla G5 maschile e femminile. Anche quest'anno incredibile successo di partecipazione con oltre 100 bambini al via. Gare molto avvincenti che hanno esaltato il divertimento e la gioia di correre per questi giovani atleti in erba. A seguire Enrico Pastaparti e le premiazioni per quella che è stata, ancora una volta, una grandissima giornata di sport. Gentili telespettatori, con le immagini siamo a Schio. Prove tecniche di trasmissione in virtù del fatto che nel 2020 ci saranno qui i campionati italiani di ciclocross. Quindi un avvenimento importante per la piccola cittadina del Veneto, in provincia di Vicenza. Stanno facendo delle prove importanti oggi con la seconda tappa del Trofeo Triveneto. Come al solito sugli scudi e tra gli organizzatori, oltre a Giacomo Salvador, ci sono anche i vigili del fuoco. C'è la polizia stradale che insegna anche a andare in bicicletta e insegna anche le regole della strada. Partiamo con la categoria esordienti, quindi tanti sono gli esordienti. Oggi una giornata completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto a Buia con il commento di Ilenia Lazzaro. Certo sta di fatto che il Trofeo Triveneto, lo abbiamo detto tante volte, è veramente stata la scuola ed continua ad esserlo, la scuola più che per i professionisti che andremo ad acclamare, andremo anche a commentare, proprio per le categorie giovanili. Qua c'è l'humus, qua c'è proprio la terra fertile per far sì che questi ragazzi la domenica possano trascorrerla a fare dello sport, del sano sport e all'aperto. Sono partite anche le donne e vediamo, ce ne sono anche parecchie di ragazze esordienti, circa 12-13 unità. Abbiamo visto la Turina, la Grisotto e la Mengotti. Invece davanti qua per gli esordienti abbiamo Marcolini Milo della Besanese, ma poi abbiamo Ettore Pra, Settin Granzotto, Mares, Zanolini, e sono là che se la stanno veramente giocando all'ultimo fiato. Bellissimo il percorso in 3 situazioni diverse e soprattutto 3 situazioni ognuna diversa dall'altra, quindi qua per il ciclocrossista, specie a queste età, insomma ci sono dei percorsi che possono veramente fare scuola, metterle nella memoria delle gambe per poi dopo andare a affrontare le competizioni, quelle toste, quelle dove c'è il titolo importante. Non perché il Trofeo Triveneto non sia un titolo importante, anzi ci mancherebbe, però certo che quando si parla di cose in grande, questi ragazzi qua andranno a farsi i campionati italiani ed è tutto là che poi si gioca anche tutta la stagione, quindi la stagione serve proprio per mettere fieno nel fienile per poi arrivare al massimo della forma e splendida forma. Noi ci auguriamo anche che non solo coloro che vincono o non vincono, insomma quasi abbiamo sempre detto, ci importa assai poco la competizione per chi arriva primo, secondo e terzo, anzi c'è veramente troppa tensione e in questi giorni abbiamo letto qualcosa che non ci è piaciuto molto. Cerchiamo di farli intanto divertire e poi chi se ne frega chi vince, insomma l'importante è che qua partecipino tutti. Quando ci sono queste gare vincono tutti, come in questo caso è già il primo lì a mettere il muso davanti ed è Milo Marcolli della Polisportiva Besanese. Lo vediamo, braccia alzate, segue Ettore Pra a circa 10 secondi di ritardo rispetto al vincitore, lo vediamo adesso. Poi Mattia Settin del team Velociraptors, poi abbiamo Luca Granzotto e Elia Mares. Attendiamo le alter ego, le donne al femminile, mentre passa Granziotto, aspettiamo Mares, poi ci saranno le donne esordienti
che concluderanno la prima parte di giornata di schio. Veramente tantissima gente, o se si è respirato un po' il ciclocross che conta, quello del nord. Vediamo proprio la Grisotto Veronica su Matilde Turina, Giorgia Mengotti, Anna Ceconello e Gaia Santin. Questo è il componimento delle prime 5 atlete e i primi 5 atleti che hanno, diciamo così, inaugurato la giornata di schio. Schio, un'organizzazione oramai, diciamo, collaudata, anche perché insomma non sono tanti anni che organizzano, però hanno tanta passione, e abbiamo visto come hanno fatto una bella zona Expo in apertura di questa trasmissione, di questo servizio. Lo avete visto, tantissime bancarelle, che sono quelle forme importanti che servono proprio per creare quel fascino. Il podio Grisotto Turina, Matilde e Mengotti Giorgia. Per quanto riguarda gli uomini abbiamo visto il podio con Marcolli, Pra e Settin. E l'applauso del folto pubblico. Abbiamo detto si respira un po' l'aria del nord, perché insomma, l'impronta la danno gli organizzatori, con quello che riescono a mettere in scena, con quello che riescono a preparare all'interno del campo gara. Abbiamo detto un campo gara che è variegato, ci sono 3 situazioni diverse una dall'altra, c'è la sabbia, c'è il fango, ci sono le contropendenze. Tutte cose che servono per creare, abbiamo detto, la memoria storica nelle gambe degli atleti. Per invece riguarda le categorie, diciamo così, agoniste, tra virgolette, insomma è un buon campo per potersi sfidare in gare che assomigliano, sono vicine alle gare che vediamo nel nord Europa. Abbiamo visto prima col servizio degli europei come l'Olanda riesca veramente a mietere successi uno dietro l'altro. Insomma, noi dobbiamo arrivarci. Abbiamo visto partire prima gli allievi del secondo anno, con davanti Brian Olivo, Gabriel Fede, Agostinaccio, Tagliapietra, che lo voglio vedere oggi. Per quanto riguarda adesso gli allievi del primo anno, abbiamo visto Gaglio, Dallago, Bolzan, Rossi. Dallago lo aspettiamo a Bolzano, anche terra sua, e quindi vorrà far bella figura. Lì davanti invece, per quanto concerne le donne allieve, abbiamo Lucia Bramati con il papà, eccolo qua in primo piano. Poi abbiamo la Calacin Giulia, la Elisa Rumac, che sta andando molto bene, leggermente attardata già subito dalle prime battute. Abbiamo visto Alice Papo, e vediamo quanti corridori e non corridori che assistono a queste gare. Brian Olivo lì davanti che sta dettando il ritmo della gara, bravissimo, si sta rispolverando parecchio, ma non molla lì per niente Gioele Solenne, che sta attaccando veramente alla morte. Agostinacchio Filippo in terza posizione virtuale in questo momento, diciamo una posizione provvisoria. Per quanto riguarda invece gli allievi del primo anno, abbiamo visto Edoardo Bolzan, adesso Andrea Dallago, lo vediamo con il dorsale o con sulla testa il numero 37, poi segue Alessandro Gaglio, Rossi Lorenzo e Bassignana Fabio. Questi sono il componimento degli allievi, scusate, secondo e primo anno. Aspettiamo le donne, e lì davanti vediamo sicuramente cosa sta succedendo tra la Bramati, se vuole prendere la rivincita rispetto a Buia, e la vediamo lì pimpante davanti. Mamma mia, tanta roba per Lucia Bramati, che sta andando veramente via con un passo importante, ha già circa una ventina di secondi rispetto alla Scialachin Giulia e a Lisa Rumac, che stanno bene. Abbiamo detto un po' in difficoltà in questo percorso, ma niente di male, e per la Alice Papo, che ci ha fatto brillare gli occhi proprio a Cles. Ma insomma andiamo avanti per raccontare che la democraticità dei percorsi del ciclocross è proprio questa. Non è detto che vinca sempre la stessa, qua può vincere, perché le situazioni e le, diciamo così, anche diciamo così, le asperità del terreno possono veramente far sì che non è detta mai l'ultima parola. Il ciclocross si taglia il traguardo, quando si taglia il traguardo si è vinto, prima no, prima può succedere di tutto, e quindi insomma, e questo è il bello, è il pathos delle ruote grasse. È una cosa, poi vorrei dirla, ma più avanti, insomma lungo la cronaca mi piacerebbe capire i manubri da mountain bike o meno. Bene, Gabriel Fede l'abbiamo visto, e Sornione ha messo la zampata, e Brian Olivo, insomma, che ha fatto la gara a tutta, è arrivato secondo, lo vediamo dalle immagini. Filippo Agostinacchio in terza posizione. Sono contentissimo per Edoardo Tagliapietra, che l'abbiamo visto tiepido anche anche settimana scorsa, ma l'ho detto, dalla nona alla 10ª posizione è arrivato quarto, quindi top 5, bravissimo lui. Gioele Solenne, che ha fatto una bella gara, ha pagato lo scotto un po' nel finale. Per quanto riguarda invece gli allievi al primo anno, bravissimo Edoardo Bolzan. Andrea Dallago in seconda posizione
con 33 secondi di ritardo, nulla di male, si rifarà, perché Andrea Dal Lago ci ha abituato a far bella figura negli anni scorsi. Alessandro Gaglio al terzo, Lorenzo Rossi al quarto e Fabio Bassignana al quinto. Questo è il componimento degli ragazzi allievi al primo anno. Sua regina o sua maestà, chiamatela un po' come volete, insomma, si sa, noi contiamo molto su questa ragazza con i suoi tempi, per la carità, però insomma, la Lucia Bramati oggi vince e vince anche molto bene, devo dire la verità, e vince anche la squadra, perché al secondo posto vediamo la sua collega, esattamente la Cialachin Giulia e Elisa Rumac al terzo posto, una Elisa Rumac che comunque sta andando molto bene, una Alice Papo un po' diciamo così attapirata, ma oggi forse insomma non tutte le giornate riescono come si vogliono, anche ogni tanto una pausa non ci sta male. Sofia Arici, sempre del team Bramati, al quinto chiude la top 5. Oggi campionato regionale, vediamo Gino Micheletto che veste le maglie del comitato regionale, quindi oggi un motivo in più per metterci più impegno qui a Schio, visto la valenza del titolo regionale. Vediamo tutti quanti belle, mi piacciono queste foto, mi sembra quando ci si metteva in posa negli anni 30-40 che c'era il flash. E tanto per parlare di anni 30 e anni 40 andiamo a vedere chi? Zoppas, Giuseppin, fascia 1, scusate, fascia 2 e fascia 3. Tanto per avere una marcord, ma questi mi piacciono, dicevo prima, ma lo vedremo anche più avanti, che il ciclocross insomma apre molto alla mountain bike, ma state lì fermi con noi che poi dopo avrei qualcosa da dire più avanti quando ci saranno gli juniors. Ciclocross, vediamo, sono partiti la fascia 2, fascia 3, tutti insieme appassionatamente per questa gara importante. Beppo Dal Grande lo abbiamo preso un po' in giro, era sovrappeso, lo vedo sempre un po' più magretto, quindi a Beppo non mangia cinghiali perché insomma poi dopo paghi dazio, ma sicuramente lui è uno che si farà valere, è un diesel. Ma Giuseppin invece sta andando via la grande. Giuseppin con dietro un certo Zoppas che non è proprio l'ultimo arrivato, Zoppas, non so se ve lo ricordate, ha dominato per tanti anni, poi mi piacerebbe vedere quando si ricongiungerà sia con Beppe Dal Grande, mi pare anche il prossimo anno potrà già succedere, e rivedere le gare che commentavamo fino a 3 anni fa. Giuseppin Sergio della Delizia Bike Team di Casarsa, bellissima la sua azione oggi, perché abbiamo detto sono dei percorsi uno diverso dall'altro pur essendo in un'unica soluzione. Le scale le abbiamo viste in questo momento, le vediamo con Zoppa, con Sant'Eschiro che sta andando benissimo. Avrei visto forse lì davanti quasi assoluto un Giuseppe Dal Grande che sappiamo come va a piedi, alla faccia, è uno che a piedi va alla grande, però sta faticando su Sant'Eschiro. E poi abbiamo visto le scalinate, adesso guardiamola e vediamo la sabbia. È un Giuseppin che si districa bene su tutti i percorsi, quindi la dice anche lunga sulla grande forma di Giuseppin. Andremo a vedere se terrà botta, noi gli auguriamo di sì, ma c'è anche Paolo Perini che è già qualche anno che ci sta facendo brillare gli occhi. Flavio Zoppas è lì che mangia da vicino, però pensate Sant'Eschiro che è un fascia 3 è lì attaccato alla fascia 2. Bravissimo, veramente Sant'Eschiro, una garona, e dietro a 25-30 metri un indomito. Giuseppe Dal Grande che ha la faccia di quello che soffre, però lui gli piace, si vede che quello che fa lo fa col cuore, lo fa con la passione, un grande atleta, ci ha fatto vedete le vere cronache di De Zan, erano quelle che non ci dicevano quanti anni ha, di dove è nato, si soffermava al gesto atletico e ci appassionava, e io ricordo ancora qualche cronaca di Adriano De Zan quando poi commentava il Beppo Dal Grande, un uomo che ha fatto la storia del ciclocross. Vediamo tutti appassionatamente Zoppas, e niente da dire, Zoppas, Perini Paolo lì davanti, Giuseppina è davanti, ha preso già il treno, in quarta posizione assoluta, prima nella categoria fascia 3 c'è un certo Sant'Eschiro, bravissimo Sante, stai andando alla grande, un Beppe Dal Grande che debba, diciamo così, rimane nella seconda posizione comoda, non cerca di attaccare perché oramai le cose e i giochi sono fatti. Bravissimo, bravo. Cosa dire? Sergio Giuseppini, una bella gara, vince su Paolo Perin che non è l'ultimo arrivato. Vediamo a 25-30 metri, quindi a 24-31 secondi proprio Flavio Zoppa. Sant'Eschiro, primo della fascia 3 e quindi
quarto assoluto. Come si vuol dire? Tanta roba. È bravissimo anche qua Giuseppe Della Grande, che comunque non è che si accontenta. Vabbè, una seconda posizione e buttala via. E poi Mauro Braidot, bellissima. E poi abbiamo anche Renato Segat per la fascia 3 Master in quinta posizione. Anche qua maglie del comitato regionale, anche qua era campionato regionale. Vediamo Sant'Eschiro che la veste vicino a Edoardo Sandri, organizzatore e factotum di questa gara. E adesso partiamo con la categoria juniores, e d'altronde una telecamera, ci guardiamo questa, la partenza, poi i miracoli non se ne possono fare. Bravissimo Gianni Santo, grandissimo Gianni Santo, ha fatto quello che veramente non si potrebbe mai fare. Le donne sono partite, mi dispiace non le vedete, ma guardiamo De Pretto che prende subito il largo e va via, non vogliamo perderci neanche un attimo. E quindi bellissima. Sulla gara delle donne sono partite insieme donne master, donne elite. Ecco, volevo fare una considerazione proprio a questo punto: se è ciclocross e ci sono i manubri di mountain bike, mi piacerebbe fare una domanda agli organizzatori, ma anche ai dirigenti della federazione: ma se mai uno col manubrio o con la bicicletta da mountain bike avesse vinto, cos'è che aveva vinto? Il titolo di ciclocross o il titolo del mountain bike? A voi l'ardua sentenza. Noi ci piacerebbe vedere sempre nel ciclocross i manubri normali con biciclette da ciclocross, anche per creare quel prodotto interno lordo per chi investe, come tante marche stanno investendo in questa disciplina, e soprattutto anche perché nel ciclocross si sa che ci sono delle derapate, c'è da guidare molto, e col manubrio da mountain bike si fa fatica e specie nelle partenze si causano degli intruppamenti, e quindi alcune atlete, e non voglio dire i nomi, rimangono leggermente attardate, e la partenza si sa. Per quanto riguarda il ciclocross è fondamentale. Per quanto riguarda le donne la vediamo proprio qui con il 172, e abbiamo visto sia la Fede ma anche la Alessia Bulleri. Per quanto riguarda le donne master, qua intanto vediamo la Micheletto, c'è la Elis Simeoni che sta facendo una bella gara, con dietro subito la Fabian Tamara, e poi Lenia Lazzaro, abbiamo visto la Asia Zontone, mentre a questo punto stiamo vedendo con il dorsale 185 proprio la Giada Borghesi. Fasi veramente dure, perché questo tratto di sabbia e poi le scalinate e poi le contropendenze riescono veramente a fare delle cose incredibili. Vediamo quanta fatica e quanto tirano i muscoli di questi atleti e di queste atlete in questa gara di schio, una gara veramente ben organizzata. Bravissima ancora Asia Zontone, che è una ragazza questa che veramente farà parlare di sé. E poi vediamo chi? Signori, Sofia Beggi, io vorrei capire una cosa: come questa ragazza è andata, era un fenomeno, ha vinto i campionati italiani nel 2015 di ciclocross, poi si fanno magliare dalla strada e la strada li lasciano per strada, è incredibile. E però andiamo a consacrare chi? Un certo Davide De Pretto. Non l'abbiamo nominato troppo, sarebbe ingiusto contro gli altri. Qua Eli Simeoni, e anche qua non capiamo come mai le donne devono ancora arrivare dell'elite, e questo fanno un giro in meno, immagino. Brava Elenia Lazzo che recupera nel finale su Tamara Fabian. Ma abbiamo visto prima De Pretto, ma Tommaso Bergagna, Manuel Capra, Pederiva Simone e Pezzo Rosola Kevin, che è un figlio d'arte, ricordiamo la Paola Pezzo, questa abbiamo visto nelle donne master, è la Lara Torresan. Pezzo Rosola, figlio d'arte, ma vuol dire tanta roba, perché la mamma ci ha fatto brillare gli occhi negli anni 90. Bravissima, 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 questa è la prima donna elite, e vale a dire la portacolori della Guerciotti, la Nicole Fede, che vince su Alessia Bulleri, che ha un distacco di 32 secondi alla faccia. Bravissima Anna Oberparleiter, 43 secondi rispetto alle gare precedenti, l'ho vista più in forma. Brava Matilde Bolzan in quarta posizione assoluta, e Giovanna Micheletto che qua oggi arriva quinta, ma una bella gara anche per lei. Insomma, la Micheletto ci ha abituati tante volte a scaldarsi man mano che le gare vanno avanti. Sono contento per questa bella fanciulla, perché Asia Zontone se lo merita tutto, è bravissima, le voglio bene, è una ragazza che è di una educata, quelle ragazze che piacciono a me. E poi oltretutto il giorno mi dicono dalla regia
che è il giorno del suo compleanno, quindi auguri tripli. Bravissima Asia Zontone, queste sono praticamente il palco con tutte le premiazioni, tanto per dire qualcosa. Asia Zontone è figlia d'arte anche lei, genitori che si riuniscono, che poi dopo comunque vanno avanti e portano i loro figli. Bravissima anche Letizia Motalli, bravissima anche la Giada Borghesi, qua il podio delle master con Eli Simeoni, abbiamo visto Tamara Fabian e la Ilenia Lazzaro. Adesso atto finale di questa giornata di schio con la gara delle gare, cioè vale a dire quella dedicata agli Open maschili e fascia 1 tanto per capirci di cosa stiamo parlando. Carmine Del Riccio, che è un po' che non lo nominiamo, ci sentivamo la sua mancanza, oggi lo nominiamo un po' di più, ma anche Eric Paccagnella del Missier, Thomas Felice. Qua sono contento di vedere un certo Franzoi che è ritornato a competere nel trofeo Triveneto di ciclocross, speriamo lui possa veramente farci brillare gli occhi. Io ho sempre detto che questo è un corridore eccezionale, un motore ancora oggi importanti, per nulla vecchio, e poi soprattutto sono stufo delle cronache dove mettono la carta d'identità. Allora io ho sentito di quelle cose, Fruet del 1978, 42enne, insomma vecchio bacucco, ma non cosa vuol dire? Oppure il miracolo di un 42enne che compete con i giovani, come in questo caso Filippo Fontana. È un po' come nel calcio, le cronache fossero Icardi il 23enne passa a Palacio 36enne, cioè, o di 36 anni nato a Busnago sul Naviglio, ma non esiste. Perché non commentiamo le gare e gli atleti? Mi piace questo, commentare gli atleti, non la data di nascita ogni volta che non si sa cosa dire. Commentate il gesto atletico è importante, e qua ce ne sono tanti che i gesti atletici veramente ne hanno fatto una virtù in questi percorsi veri di ciclocross. Con il numero 4 è un certo Paccagnella, anche lui la storia, ma ragazzi, Thomas Paccagnella è uno che si divide con la passione sfrenata per lo sport, anche un padre di famiglia, e questo è Carmine Del Riccio che ha preso il treno, oggi va alla grande, è un grandissimo e noi siamo felici di raccontarlo, come siamo felici di raccontare anche del Missier Marco, Felice Thomas. È tutto il palcoscenico che importa. E poi voglio spendere una parola di lode, ma non perché me ne venga qualcosa in tasca, bravissimo anche l'Averda, ma un certo Martino Fruet che fa di ogni competizione la competizione della morte. Lo vediamo come attacca in questo momento e lascia dietro non uno qualsiasi, sta mettendo in difficoltà Franzoi e anche Filippo Fontana. Quindi è l'unica persona al di sopra di tutto per me. Fruet è una persona, è un atleta che condivide la passione in una maniera esagerata. Per lui là davanti non c'è una carta d'identità, lui non è una carta d'identità, lui ha passione e voglia di vincere, lui vuole metterci ogni parte del suo corpo e della sua anima per far bella figura e per far emozionare le persone, e noi ci sta facendo emozionare tantissimo. Bravissimo anche Iari Cisotto nelle retrovie, ma abbiamo visto davanti non soltanto Fruet, Franzoi e Fontana, ma anche Leonardo Cover, Fabio Zampese, lo vediamo adesso. Fabio Zampese ha fatto una scommessa, era lì, era un master, ha voluto andare dietro, andare avanti e ha voluto fare l'elite e si sta comportando bene in queste competizioni. È lì che si attesta in quinta posizione Marco Gazzola, Thomas Paccagnella in settima posizione, non è lontanissimo, lo vediamo qua adesso. Filippo Fontana prende l'abbrivio, va avanti, ma non molla Martino Fruet, perché lui non è abituato a mollare. Io lo voglio vedere quando smetterà di gareggiare in bicicletta nelle più alte sfere del ciclismo, ma dirigenziale, perché ha passione, perché ha voglia, perché è sincero, perché è onesto. Quindi vai Martino, io sarò sempre con te perché sei un grande, ed è un grande anche in questo momento. Vince Filippo Fontana, figlio di Alessandro Fontana, anche lui figlio d'arte. La gente però applaude a chi? Anche a Martino Fruet, che è arrivato secondo, perché lui è fatto così, a lui piace la competizione, lui ride perché il cuore gli ride, è l'unico in questo caso qua, permettetemi di dirlo, che porta la gioia di quello che fa. Terza posizione per Enrico Franzoi, che non ha mollato neanche un centimetro e è andato avanti con il suo passo. Bravissimo anche Leonardo Cover, che oggi ha patito ma non ha mollato, e ve l'ho detto, Zampese quinto, ragazzi, incredibile. Carmine Del Riccio, ho detto tutto. Vince su un certo Marco Del Missier che gli ha dato, pensate, 2 minuti e 6 secondi.
Ah, oh, mica roba da tanta roba. Allora, Paccagnella Eriche, rispolverato, lo vediamo, sono contento. Podio, il podio delle grandi occasioni con le maglie di campioni regionali e con Carmine Del Riccio, Paccagnella, vediamo ancora con l'organizzatore Edoardo Sandri, tutte le maglie del Comitato Regionale Veneto. Bellissima gara. Da Schio è tutto, l'appuntamento è per settimana prossima con Salva Toronda di Godica e Sant'Urbano e col Giro d'Italia di Ciclocross. Buona serata!